Nonostante il momento durissimo e quanto sta accadendo a Roma sulla pelle dei cittadini, i sindaci si dicono compatti nell'andare avanti con riforme e sostegni. Sul piatto soprattutto la partita importantissima del PNRR. Diciamo che si è aggiunto un problema agli altri problemi, nel senso che la siccità, la guerra in Ucraina, il PNRR, i problemi legati agli organici, i trasferimenti da parte dello Stato che mancano, sono insufficienti. Oggi abbiamo anche l'incertezza governativa e quindi questa instabilità che preoccupa certamente gli amministratori, che preoccupa le nostre comunità, ma non ferma i problemi delle nostre comunità e non ferma le risposte che i sindaci cercheranno di dare. Ovviamente noi da soli riusciamo certamente a far molto, ma non riusciamo a far tutto. Abbiamo bisogno di un governo forte, abbiamo bisogno di un governo che dia risposte, un governo che ci ascolti, perché ascoltare il sindaco significa ascoltare le esigenze della comunità, perché ricordo che la prima linea delle istituzioni è il sindaco. I cittadini questa mattina, indipendentemente dalle dimissioni di Draghi, continuano a suonare i campanelli dei municipi perché hanno problemi legati al lavoro, al costo della vita, al caro bollette, hanno timori per quanto riguarda l'inverno e la disponibilità del gas. Quindi insomma le problematiche sono davvero tante, però i sindaci oggi hanno voluto dimostrare che facendo squadra affronteremo anche questo periodo, lo affronteremo con grande responsabilità e speriamo che la politica nazionale si ispiri un po' alla responsabilità dei sindaci. Sembra che la politica sia sempre più sganciata. Sicuramente i comportamenti di alcune parti politiche in questo momento dimostrano una irresponsabilità nei confronti dei cittadini. Noi che abbiamo vissuto momenti di crisi legati alla pandemia, alle emergenze alluvionali, ai costi energetici e siamo in prima linea, facciamo fatica noi stessi a capire da amministratori, magari esponenti anche, io sono civico ma esponenti di un'area politica. E devo dire che i cittadini da questo punto di vista hanno ragione, bisogna dare risposte, bisogna che il governo riparta immediatamente per dare risposte, il decreto aiuti serve ad aiutare i cittadini e non ci si può dividere su quel provvedimento. Lei che cosa spera? No, io spero che naturalmente Draghi finisca il suo mandato, che porti a termine la legge di stabilità in un momento di difficoltà enorme, avremo un autunno caldo, lo stiamo già vivendo nelle amministrazioni con i nostri servizi sociali, un esempio su tutti l'emergenza sfratti che è diventata esecutiva dopo la fine dell'emergenza Covid e quindi da questo punto di vista c'è bisogno di risposte immediate.